La mia opinione sul Veneto è che i veneti hanno le idee molto chiare. Nelle ultime due elezioni politiche ed europee hanno votato in maniera massiccia Fratelli d'Italia. Noi siamo, come rappresentanti Fratelli d'Italia, lo dico, abbiamo intercettato con Giorgia Meloni una richiesta di pragmatismo e di attenzione al mondo economico, ma allo stesso tempo la stessa percentuale, se non maggiore, l'aveva avuta, cioè gli stessi veneti avevano votato per la Lega. È un voto fluido ormai, e non fluido nel senso del gender ovviamente, ma fluido perché non è legato a visioni ideologiche né a un partito. Quindi i partiti devono fare molta attenzione. Non c'è qualcuno che può dire di chi è il Veneto. Oggi i veneti direbbero Fratelli d'Italia come partito, ma la forza è quella della coalizione e soprattutto su chi presentiamo come candidato presidente, come candidati per una giunta regionale che cambia dopo molti anni. Lo dico da esponente di questa giunta per tanto tempo, io sono stata 19 anni in giunta regionale, oggi con il cambio del presidente è anche un cambio di paradigma, è una fine di un'era ma ne inizia un'altra, con la continuità politica. Per cui il mio giudizio è che la forza del messaggio politico ai veneti è quella di pragmatismo e attenzione economica. L'ha intercettato Fratelli d'Italia e oggi verrebbe da dire che il presidente potrebbe essere di Fratelli d'Italia, ma l'importante è che sia della coalizione e che sia una figura e una squadra che sappiano ben governare come è stato fatto nel passato. E per quanto riguarda Vannacci e la Lega, io non sono abituata a commentare i fatti di partiti alleati. Certamente Vannacci alle europee ha fatto sì che la Lega avesse una percentuale ancora maggiore, ha intercettato un voto. In politica il messaggio tu lo dai, poi sono i cittadini che decidono di accoglierlo o meno e certamente Vannacci ha raccolto moltissimi voti.